Lampedusa, una protesta senza fine. Da ormai oltre una settimana sull'isola si respira un'aria pesante. La popolazione che spalleggia i pescatori continua a manifestare il proprio disagio per i collegamenti marittimi inefficienti. La protesta contro la Compagnia delle Isole e le istituzioni in generale va avanti e sono in arrivo nuove azioni di lotta. Stamani la nave Palladio non è arrivata sull'isola. Da 3 giorni la popolazione non ha fatto attraccare la nave che è rimasta a poche miglia dal porto lampedusano. Ieri pomeriggio in prefettura si è svolto un vertice alla presenza anche del sindaco Giusi Nicolini, che ha manifestato tutta la sua preoccupazione. Inoltre i manifestanti rischiano la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Martello, com'era stamattina la situazione a Lampedusa dopo questi giorni di alta tensione dove voi non avete fatto attraccare praticamente il traghetto proveniente da Porto Empedocle? Ma lo stato di agitazione continua. Oggi non c'è stata la manifestazione perché la nave che collega Lampedusa di Nosa a Porto Empedocle non è arrivata sull'isola. Quindi abbiamo, fra un 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo una riunione per stabilire le nuove modalità di lotta fino a quando lunedì non ci sarà la riunione sul tavolo tecnico lì in assessorato per stabilire, per capire se le richieste fatte dal Comitato dei Pescatori è accettato o meno. Quindi diciamo che la protesta prosegue a oltranza fino a quando non avrete risposte certe? Sì, la protesta, lo stato di agitazione prosegue fino a quando gli obiettivi e le richieste che vengono fatte da parte dei pescatori di Lampedusa, ma in questo oggi come oggi dell'intera cittadinanza, non vengono accolte praticamente lì al tavolo tecnico all'assessorato alle infrastrutture. Sembra comunque che l'arrivo della Laurana sia quasi imminente ormai. Ma questa è una barzelletta, il discorso della Laurana è un problema secondo me che noi non riusciamo a prenderlo neanche in considerazione, perché secondo quello che si capisce, ma secondo come si è dimostrato negli anni, questa società e queste navi non hanno mai svolto il servizio pubblico come veniva richiesto dalla Convenzione.